La Lega presenta a Venezia la proposta di riforma per stroncare i borseggi. Via l'obbligo di denuncia della Cartabia, le forze dell'ordine potranno agire d'ufficio. Penso a Giulia ogni giorno, è una ferita aperta, le parole di Gino Cecchettin a Mestre per presentare un protocollo con Veritas sulle violenze di genere. A novembre il processo d'appello per Turetta. I carabinieri di Portogruaro hanno notificato un divieto di avvicinamento e l'applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un 47enne indagato per atti persecutori nei confronti dell'anziana madre. La Lega alle regionali fa la battaglia per la vita, una lista Zaia rischia di disperdere voti e svuotare il carroccio, fanno discutere nel partito le parole di Roberto Marcato a Ringa. Dopo anni di attesa la stazione ferroviaria di Mestre Olimpia è pronta, collocata lungo la linea Venezia-Trieste, costituisce una delle fermate di quello che era stato concepito come sistema ferroviario metropolitano regionale. 9 posti letto e 2000 metri quadri, da oggi l'ospedale di Dolo ha una nuova rianimazione. L'intervento si inserisce nel piano regionale di riorganizzazione per la gestione delle emergenze pandemiche. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La mossa politica della Lega in apertura di questa edizione veneziana dei nostri telegiornali, con la presentazione a Venezia della proposta di riforma per stroncare il fenomeno dei borseggi. Via dunque l'obbligo di denuncia del derubato previsto dalla riforma Cartabia. Le forze dell'ordine potranno agire d'ufficio. Il servizio di Filippo Fois. Oggi con la riforma Cartabia, se tu subisci un furto con destrezza devi esporgere la querela. Vorremmo che questi episodi ritornassero ad essere perseguiti d'ufficio, quindi è lo Stato, è la polizia che deve intervenire e lo deve fare indipendentemente dall'atto formale della vittima. Quello che ai meno esperti in giurisprudenza potrà apparire come un dettaglio tecnico è in realtà, secondo la proposta di legge della Lega, la chiave di volta in grado di stroncare la piaga del borseggio. I sottosegretari alla giustizia Andrea Ostellari e all'interno Nicola Molteni intendono superare ciò che nella riforma del sistema giudiziario, che prende il nome dell'ex ministra Marta Cartabia, si è rivelato un punto debole: l'obbligo della denuncia. E non solo quello. Un altro problema che c'era stato con la Cartabia era che bisognava essere presenti fisicamente al processo, e molti turisti sono stranieri, chiaramente non ci possono essere. Questo non sarà più ovviamente necessario e il procedimento che inizia quindi con l'atto formale delle forze dell'ordine proseguirà anche dopo. Già nel decreto giustizia era contenuto un primo provvedimento che si inquadra anche nella lotta al borseggio. Viene concesso al magistrato la possibilità di poter applicare nei confronti delle donne incinte con prole da 1 a 3 anni che commettono reati, tendenzialmente reati diciamo così contro il patrimonio, la possibilità di poter essere sanzionate, quindi di evitare l'impunità di essere sanzionate negli ICAM, che sono gli istituti a custodia attenuata. La possibilità di azione d'ufficio nel furto con destrezza senza obbligo di denuncia del derubato si inquadra in un nuovo pacchetto di proposte, come la possibilità di uno sgombero lampo in caso di occupazione abusiva di immobile e la tutela processuale alle forze di polizia, che potrebbero convergere in un decreto sicurezza bis. Come mai avete scelto proprio Venezia per questo annuncio? Abbiamo deciso in questa sede di presentare questa proposta di legge che rappresenta una rivoluzione anche da un punto di vista giuridico. Tutelare l'immagine anche di queste città significa garantire l'attrattività e potenziare il turismo nelle città d'arte. Significativamente l'annuncio viene dato a Piazzale Roma, una delle mete preferite dei borseggiatori che colpiscono a Venezia. Accanto ad Alberto Stefani, Nicola Molteni e Andrea Ostellari, una folta rappresentanza di esponenti locali del partito, tra cui Monica Poli, la celebre lady pickpocket che smaschera e mette in fuga i borseggiatori. Stamattina ce li hanno segnalati i primi al pontile del Tronchetto. Erano i primi al pontile del Tronchetto. Questi hanno fatto Tronchetto, Arsenale e Murano. E il problema ce l'abbiamo anche alla fermata dell'ospedale, perché si sono messi anche lì proprio per borseggiare gli anziani. Penso a Giulia ogni giorno, una ferita aperta, le parole di Gino Cecchettin a Mestre per presentare un protocollo con Veritas sulle violenze di genere. Intanto a novembre il processo d'appello, si aprirà il processo d'appello a carico di Filippo Turetta. Una ferita che non si è mai chiusa e io nel quotidiano vivo un dolore inenarrabile. Ogni volta che penso a Giulia io penso a quello che mi è stato tolto
però riesco a gioire anche di quello che mi è stato dato ed è proprio questa la dicotomia che mi ha fatto fare andare avanti in questi mesi, e alle volte anche col sorriso, cercando quel po' di felicità, perché Giulia avrebbe voluto così. È stata fissata il 14 novembre a Mestre la prima seduta del processo d'appello a Filippo Turetta per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Reo confesso, Turetta è stato condannato in primo grado all'ergastolo, il massimo della pena, ma nella sentenza aveva fatto discutere il mancato riconoscimento delle aggravanti di stalking e crudeltà. Ho sempre detto che mi fido della giustizia e accetterò qualsiasi verdetto. È chiaro che dal mio punto di vista comunque è un momento doloroso sentire che non vengono riconosciuti i capi d'accusa, insomma alle volte può far male, però ecco, cerco sempre di porre l'attenzione su qualcosa veramente di proattivo che possa far nascere, voglio che il seme di Giulia faccia nascere qualcosa, lascio la vicenda giudiziaria in un binario parallelo. Il dramma di Giulia ha davvero fatto nascere qualcosa. Oggi, ad esempio, Gino Cecchettin è nella sede di Veritas, la società pubblica di energia, servizi idrici e raccolta rifiuti della città metropolitana di Venezia. Veritas, con 3.600 dipendenti, e la Fondazione Giulia Cecchettin stanno conducendo una serie di attività per contrastare discriminazioni e violenza di genere all'interno dell'azienda. E tutto questo ha permesso anche alle persone di avere più coraggio di raccontare se ci sono delle problematiche, e tutto questo riduce anche eventuali contenziosi futuri, eventuali andare nelle aule di tribunale, cioè intercettarle prima e gestirle prima aiuta sicuramente. Per Gino Cecchettin è per certi versi una seconda vita. Assieme al lavoro di tante altre persone, il padre di Giulia ha saputo mettere il risalto mediatico di cui gode al servizio di un progetto che inizia a dare i primi frutti. E questo significa quel fare rumore che Elena parlava, è proprio questo. Io l'ho inteso in questa maniera e i progetti arrivano. Adesso questo è il primo, ma in cantiere ne abbiamo almeno una ventina. Butto il cuore oltre l'ostacolo, vado oltre a qualsiasi cosa che mi possa arrivare addosso, però qualcosa ne viene fuori. La cronaca con i carabinieri di Portogruaro che hanno notificato un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e l'applicazione del braccialetto elettronico, misura emessa dal GIP di Pordenone nei confronti di un 47enne del luogo indagato per atti persecutori nei confronti dell'anziana madre. L'indagine era scaturita dalla denuncia sporta dalla donna l'8 luglio scorso ai carabinieri. La vittima, che soffre anche di una grave malattia, ha riferito di subire dal giugno scorso numerose vessazioni da parte del figlio che viveva con lei dal 2008. Sono stati così ricostruiti i maltrattamenti del 47enne, presumibilmente sotto l'effetto di sostanze alcoliche, che avrebbe anche minacciato di morte l'anziana madre. Sono 31 le province sottoposte a limitazioni delle donazioni per contrasto del virus West Nile. Il Centro Nazionale Sangue ha pubblicato l'elenco sul sito, andranno effettuati test NAT o in alternativa praticata la sospensione temporanea per 28 giorni dei donatori di sangue e di emocomponenti che abbiano soggiornato anche solo per una notte nella stagione 2025 nei luoghi indicati. Fra queste compaiono Venezia, Roma, Napoli, Torino. Per Stati Uniti e Canada la misura è in vigore per tutto l'anno. La pagina della politica, alle regionali 2025, l'ipotesi di una lista Zaia spacca letteralmente la Lega, mentre incombe il nuovo tavolo tra leader del centrodestra. Dice no alla lista Zaia, lo dice in maniera molto netta Roberto Bulldog Marcato, lo ha fatto ieri sera a Ring con Ferdinando Avarino. La vorrebbe quella di Zaia? No. Ma certo che no. Ma stanno le regole, dai. Se c'è la mia lista del candidato presidente, cioè ci sono da quante quando liste civiche, noi abbiamo la necessità di fare un risultato importante come Lega. Lista Zaia, no grazie, dice come sempre senza lasciare spazio a interpretazioni Roberto Bulldog Marcato, ospite nel Ring di Ferdinando Avarino. Una risposta che di primo acchitto può sembrare shock, ma che l'assessore leghista, dato anche tra i papabili candidati presidenti, subito argomenta. Dopo la batosta alle città capoluogo di provincia, alle politiche, alle europee. Cioè, se noi caniamo anche questo appuntamento dove abbiamo sempre fatto grandi risultati, cioè, ragazzi, adesso ce la possiamo permettere, quindi anche sulla lista Zaia
Bisogna ragionare e capire se questa può essere ad adiuvandum, a supporto della lista Lega, è un tema. Ma se mi svuota la lista Lega siamo già in difficoltà. Il voto leghista non si può quindi disperdere, anche perché il Carroccio non vive la sua stagione migliore con i Fratelli d'Italia che già hanno superato a destra. Questo, secondo il marcato pensiero, avrebbe pure un'altra possibile ricaduta. Se dovessimo fare oggi la lista Zaia, io non credo che te la farebbero fare riempiendola di leghisti. No. Non credo. Massimizzare i voti per il partito o per la coalizione, questo è il dilemma che divide in primis i leghisti. Mario Conte, anche lui un papabile per il post Zaia, è di tutt'altro avviso. È una lista che quando è stata utilizzata ha dimezzato anche i voti del centro-sinistra, perché laddove c'era la lista Zaia in campo il PD si è visto anche dimezzare i propri voti, e quindi penso che in una logica di un centrodestra che vuole presentarsi nel modo più forte possibile, avere anche un contenitore civico che porta il nome del presidente Zaia, simbolo di buon governo, possa essere solo che un'opportunità di crescita. Entra a gamba tesa l'ex leghista, oggi segretario veneziano di Forza Italia, Gianluca Forcolin, per cui il destino di Zaia è legato al suo rapporto con la Meloni. Forcolin porta il ragionamento all'estremo. Oggi dire che loro strappano o lui strappa per rivendicare e appoggiare un candidato che non è lui, perché certo che non è lui, con una propria lista, vuol dire la morte politica di Luca Zaia da oggi al suo futuro. Io credo che non sia così sciocco da fare una mossa del genere. Dal canto suo Zaia tiene il punto in vista del tavolo tra leader. Funziona che ci sarà un candidato presidente il quale poi accetterà l'aiuto delle singole liste, quindi per me non è una questione di crociata, vedremo cosa accadrà. Che il tema sia sensibile e potenzialmente esplosivo lo dimostrano le parole pronunciate nel pomeriggio in Sala Koch al Senato per la tradizionale cerimonia del ventaglio, le parole pronunciate dal Presidente del Senato Ignazio La Russa. C'era l'ipotesi di una lista Zaia, come la valuto? Ma io personalmente dico che se uno è iscritto in un partito deve candidarsi con quel partito. A me non mi è mai venuto in mente di fare la lista alla Russa. Certo non sono Zaia, ma insomma avrei anch'io 10-12 voti, li potevo raccattare. Quindi vale la pena, è giusto, quando uno è candidato lui, allora può essere scelto di comune accordo della coalizione di aggiungere altre liste, ma altrimenti... Insomma, stroncatura netta. In casa centrosinistra l'aria è decisamente migliore. A Marcon si chiude con un bilancio positivo la festa dell'unità, dove sono stati presenti tra gli altri Eli Schlein e Stefano Bonaccini, tutti chiaramente a sostegno di Giovanni Manildo. A Marcon la festa dell'unità della città metropolitana di Venezia si è conclusa con la visita del presidente nazionale del Partito Democratico Stefano Bonaccini. Venerdì era stata la volta della segretaria Eli Schlein, ma soprattutto la festa è stata segnata dalla candidatura di Giovanni Manildo alla presidenza del Veneto. Com'è la corsa alle regionali vista da Venezia? Beh, è una bella corsa, devo dire che rispetto agli anni passati non solo abbiamo un candidato presidente già in campo, e questo è particolarmente soddisfacente, ma abbiamo anche la corsa dei nostri iscritti, quadri dirigenti, intermedi eccetera, a candidarsi come consiglieri regionali. 5 anni fa non si respirava quest'aria, abbiamo dovuto chiedere di riempire le liste, lo diciamo senza vergogna, e invece quest'anno c'è molta voglia, molta aspettativa, c'è una buona aria. Dopo le elezioni regionali all'orizzonte c'è anche un altro appuntamento importante, le elezioni comunali di Venezia. La coalizione c'è, è una coalizione importante, è più di un anno che si incontra, ha elaborato un programma, abbiamo dato vita ad iniziative pubbliche particolarmente partecipate perché c'è molta voglia di voltare pagina. Queste saranno settimane importanti per definire il percorso attraverso il quale arriveremo subito dopo l'estate a mettere in campo il candidato sindaco.
sindaco. Il segretario metropolitano del Partito Democratico di Venezia, Matteo Bellomo, sottolinea come invece il centrodestra veneto stia vivendo una situazione diversa. Io credo che stiano litigando per il potere e quando si sono costruiti dei blocchi di potere e c'è una lite su adesso tocca a me, no, tocca a me, tu l'hai fatto l'altra volta, adesso ci sono io, questi sono i risultati. Non si sta parlando di Veneto, non stanno parlando di programmi, stanno litigando esclusivamente per il potere, che sia di Fratelli d'Italia o che sia della Lega, non sappiamo quale sia la differenza, è solo una lite a chi tocca. Opere pubbliche, taglio del nastro questa mattina alla stazione di Via Olimpia a Mestre, un'opera che si attendeva da anni. Dopo anni di attesa, la stazione ferroviaria di Mestre Olimpia è pronta. Collocata lungo la linea Venezia-Trieste, costituisce una delle fermate di quello che era stato concepito in origine come SFMR, il sistema ferroviario metropolitano regionale. Una stazione tanto attesa, adesso speriamo che sia utilizzata e che anche le persone la utilizzino nel miglior modo possibile, facendo una mobilità sostenibile, che è quello che cerchiamo di proporre a tutti. Qua in pochi minuti si arriva al centro di Mestre a piedi e quindi penso che il miglior modo per muoversi non ci sia. Il taglio del nastro a pochi mesi dall'entrata in funzione della fermata La Gazzera sulla linea Venezia-Udine. Come spiegato dalla Regione Veneto, si tratta di un intervento strategico che conclude una catena complessa che ha visto la realizzazione di 2 fermate e della viabilità che le collega e una partecipazione finanziaria consistente da parte della Regione, del Comune di Venezia e di RFI. Garantisce la piena accessibilità a tutti i quartieri che sono intorno alla stazione. È accessibile per tutti gli utenti attraverso gli ascensori e le rampe, ha 200 parcheggi, avrà degli stalli per le biciclette, ha dei posti per i PRM, ha dei collegamenti stradali che la ammagliano bene col territorio circostante. Realizzare delle nuove stazioni è importante, ma garantire un accesso facile agli utenti che abitano intorno alla stazione è ancora più importante, quindi questa stazione è stata progettata con questo intento. Garantendo maggiore sicurezza. Le stazioni, soprattutto se non funzionano, sono oggetto naturalmente di sbandati e quant'altro. Questa adesso funziona, quindi l'auspicio è che sia utilizzata e che ci sia sempre più passaggio in maniera da eliminare un po' di malintenzionati, ma cercheremo noi nella nostra parte di farla con la polizia locale, quindi di intensificare i controlli e magari di fare anche qualche altra attività in modo da tenere distanti i malintenzionati. Da Via Olimpia a Mestre a Dolo per parlare dell'ospedale, per parlare nello specifico della nuova rianimazione, sempre con Ilaria Marchiori. 9 posti letto e 2000 metri quadri per un investimento di oltre 12 milioni di euro, di cui 9 dalla Regione e 3 dall'Ustre Serenissima. Inaugurata all'ospedale di Dolo la nuova terapia intensiva che occupa il secondo piano del nuovo edificio, lo stesso che ospita al piano terra il recente pronto soccorso. Era un ospedale in agonia nel periodo Covid e tutti lo davano per spacciato. Oggi, non oggi, già da ieri, rivive e si sta adeguando a quelli che sono i tempi. 3 anni fa abbiamo inaugurato un pronto soccorso che è all'avanguardia, oggi arriviamo con una terapia intensiva altrettanto all'avanguardia. Domani metteremo avanti le sale operatorie che saranno all'avanguardia e in più un ulteriore ampliamento con poliambulatori e aspetti integrati per l'ospedale con relativa degenza. L'intervento si inserisce all'interno del piano regionale di riorganizzazione per la gestione delle emergenze pandemiche, che ha l'obiettivo di incrementare le attività in regime di ricovero di terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di cure. In questi giorni la primaria Altafini e i suoi 16 medici di anestesia e rianimazione si trasferiranno dunque dal vecchio reparto al neonato Blocco Est. Sono 32 anni che io lavoro a Dolo e quindi questo mi rende molto orgogliosa di aver realizzato questo progetto. È una struttura nuovissima. Gli spazi sono molto confortevoli per i pazienti, soprattutto sono pazienti critici che vengono ricoverati nella terapia intensiva e anche per il personale che ci lavora chiaramente. È molto aggiornata dal punto di vista tecnologico. È tutto da Venezia, subito dopo la sigla c'è il meteo, buona serata.